già stanca. Ciao ragazzi, benvenuti sul canale di Ma che viaggi ti fai, e oggi ci troviamo nel parco delle Dolomiti Ampezane e stiamo per fare il sentiero di Malga Federa. E non so molto di questo percorso, come al solito noi ci incamminiamo e andremo alla scoperta Insieme a voi. Intanto qua c'è un bel ruscellino, siamo a Caletto a 1250 metri. Destinazione Malga. E qua c'è un altro parcheggio e la destinazione è a Malga Federa. Ecco. Giusto? Sì. Ok, quindi gambe in spalla e via. Sentiero numero 432. Allora, vi possiamo dire che il primo tratto è tutto su strada asfaltata in mezzo al bosco. In salita, che tira anche. Vediamo se cambia paesaggio più avanti. Ecco ragazzi, siamo arrivati al bivio, siamo in località Barisa a 1280 metri e prendiamo il sentiero a sinistra, quindi lasciamo la strada asfaltata. Oh, qua finalmente cambia un po', entriamo in un sentiero vero e proprio. C'è nessuno. Perché è tardi. Perché è tardi? Beh, insomma, sono le 10:30. Beh, gli altri vanno su con la jeep. Ah, e poi c'è anche dal parcheggio c'è un servizio jeep. Se vuole fare un'esperienza in jeep con i Land Rover vi portano su fino alla Malga. Bellissimo. Bene, siamo usciti dal bosco, abbiamo trovato un altro bivio. Ovviamente si segue il 432 Gores de Federa ed è una mulattiera. Canalin del Diedo, siamo arrivati al Canalin del Diedo, bravissimo Giada, c'è un panorama fantastico, sono dietro di te, siamo saliti in cima, ce l'hai fatta. Arriviamo a un bivio. Allora, a sinistra sempre il 432, ma è un sentiero attrezzato. Noi non abbiamo l'attrezzatura, non sappiamo com'è, quindi prendiamo il sentiero facile. Abbiamo cambiato idea e prendiamo il sentiero attrezzato, sperando che non sia troppo difficile perché non abbiamo l'attrezzatura, al massimo torniamo indietro. Sicuramente di qua è più bello. Molto bello. Bello sì.
l'acqua chi c'è? Io vado di qua. Ciao. Vado nell'acqua. Bello. Ho visto che è una testata. Oh. Eccoci qua. Questo è il punto d'incontro tra sentiero facile e il sentiero attrezzato. Sentiero attrezzato che la nostra Giada ha fatto per la prima volta e si è divertita, gli è piaciuto. Ha dato una toccata. Però è stato bellissimo. Potrebbe essere l'inizio di tante altre ferrate. Beh, adesso non mi vedrai. Il lavaggio ai piedi in quest'acqua super ghiacciata ma gustosa. Mi gusta, mi gusta. Siamo arrivati a un altro bivio, Ponte de Federa, 1600 metri, e adesso riprendiamo di nuovo il sentiero.
in cima. Oh, oh, che bellissimo. Ah, che panorama, bellissimo. Oh, siamo arrivati alla Alla Malga Malga. Federa. Che fatica. Che fatica. Molto bello però. Raga, c'è un panorama bellissimo. Ok, andiamo a mangiare. Andiamo a mangiare. Giada, Dimmi. saluta. Ciao. Bene, abbiamo mangiato benissimo. Sì. Salsiccia, polenta e formaggio. Abbiamo fatto il pieno di acqua e adesso Shaker. Ah, è vero, la Sacher abbiamo mangiato e adesso torniamo giù alla macchina, però non facciamo il sentiero dell'andata, torniamo giù per la strada. Anche è un perché pochino adesso più è veloce iniziato a piovere. e poi inizia a piovere. Va bene ragazzi, ci salutiamo qua. E tanti Ci saluti. salutiamo qua, tanti saluti e alla prossima. Ragazzi, nel tornare al parcheggio ci siamo fermati al lago di Pianosses, Sì. ed è veramente bellino, ci può rilassare Carino. dopo Molto una camminata impegnativo. impegnativa. E questo è il lago di Pianosses. Potete fermarvi al coschetto a bere una birra. Ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao. Ragazzi.